buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il sindaco di Catania Trentino. Buon pomeriggio. Bene, grazie per essere con noi anche questo mercoledì. Cominciamo subito, sindaco, con questa idea importante, Catania capitale della cultura 2028, aperta ufficialmente la Call for Ideas per la candidatura di Catania e le chiedo subito che cos'è, se ci sono già dei suggerimenti, delle proposte. Noi no, ancora no. Noi abbiamo intanto individuato il soggetto che ci accompagnerà in questa candidatura. Sono partner istituzionali che vengono scelti alla luce di una manifestazione di interesse a cui rispondono più soggetti che solitamente hanno già un'esperienza. Quello a cui siamo rivolti è un soggetto assolutamente titolato di una società che diciamo Milano, Roma, ramificata in tutto il territorio nazionale. Adesso con loro stiamo cominciando a immaginare quali sono i partner istituzionali da affiancare per la proposta di candidatura e poi si dovrà anche istituire un comitato tecnico-scientifico. A questo proposito la interrompo per ricordare che mercoledì alle 15, mercoledì 23, non questo mercoledì, lo dico per gli ascoltatori, mercoledì 23 alle 15 al Palazzo della Cultura si terrà appunto verso Catania 2028 idee, visioni, prospettive con appunto la costruzione, l'idea della costruzione del dossier di candidatura di Catania capitale della cultura. Perfetto, ha detto tutto lei, nel senso che è chiaro che una proposta del genere, una candidatura del genere non potrà mai vedere il comune da solo. È un lavoro sinergico fra più soggetti che devono supportarci nella realizzazione del dossier per stabilire cosa può essere utile mettere in risalto rispetto alle tante specificità del territorio. Perché possiamo noi mettere in risalto il dinamismo, l'energia, possiamo invece valorizzare il nostro patrimonio artistico e culturale, possiamo valorizzare l'Etna, possiamo fare tutto insieme. Lei su cosa vorrebbe puntare? Allora io desidero puntare molto sulle nostre specificità che sono, oltre chiaramente che una nostra dimensione naturale che ci permette di essere una città al centro dei 4 elementi primordiali, quindi acqua, aria, terra e fuoco, perché siamo Catania, forse Tokyo, insomma non ci sono così tante altre città che hanno pure il fuoco del vulcano che fa da compagno all'acqua, aria e terra. Oltre a questo però il fatto che Catania ha una forte esposizione nell'ambito tecnologico e quindi mettere in risalto l'idea di innovazione e quindi di dinamismo. Tutto questo deve fare il paio poi con una forte presenza di siti culturalmente interessanti, se non straordinari, che devono essere valorizzati nella offerta che andremo a costituire. Quindi si tratta però di un confronto a più voci, perché sarebbe peccaminoso se pensassimo di essere autosufficienti nell'elaborazione di un'idea vincente. Comunque io ho un indirizzo, anzi ce ne sono 2, ma ne leggo uno che è il più breve, Catania 2028 @comune.catania.it, e lì cominciate a smanettare perché poi vedrete un altro indirizzo per un link più approfondito per progetti e appunto supporti che ha indicato il sindaco. E poi naturalmente vi seguiremo mercoledì prossimo e vedremo che cosa viene fuori. Intanto ricordiamo che qualche giorno fa, mi pare un paio di giorni fa, tutti i 58 comuni della ex provincia, compreso Catania, hanno protestato, hanno lamentato l'aumento del costo della Tari, che ricordiamo è dovuto in gran parte, mi corregga se sbaglio, a causa del fatto che si conferisce, come si dice, i rifiuti vanno fuori dalla Sicilia e quindi questo ha un costo. E è stato chiesto il sostegno della regione. La domanda è già arrivato a qualcosa, una risposta? No, assolutamente no. Allora, per riepilogare, noi purtroppo paghiamo una Tari proibitiva per effetto non è solo della mancata riscossione di una percentuale, ma soprattutto degli alti costi per il conferimento in discarica e per il trasporto fuori dalla discarica dei nostri rifiuti. Dovuto anche al fatto che tantissimi cittadini, nel momento in cui non rispettano il ciclo di differenziazione, ci impongono di portare in discarica una gran quantità di rifiuti, appunto quelli indifferenziati, che sono quelli su cui poi viene pagato il prezzo a tonnellata, che diventa quasi proibitivo e che va sempre più ad aumentare. Quindi se ci fosse meno indifferenziata
Se ci fosse più differenziata, più differenziata pagheremmo meno, è chiaro. In tutto questo, quindi, da un lato stiamo cercando di capire, di ottenere una risposta dalla Sicula Trasporti dei motivi per cui si è giunti a questa tariffa che va sempre più ad aumentare, perché non c'è mai stato chiarito. E abbiamo chiesto anche che la Regione ci aiuti a svelare l'arcano. Nello stesso tempo abbiamo chiesto che la Regione siciliana, visto che dovrebbero liberarsi importanti risorse dalla prossima manovra finanziaria, destini una parte di esse al pagamento degli extracosti per la Tari, per i rifiuti e contemporaneamente anche per il servizio ASACOM destinato agli alunni con fragilità che devono avere l'accompagnamento negli istituti scolastici. Adesso stiamo aspettando che il Presidente Schifani ci dia risposta su questa nostra richiesta, ma che diventi indispensabile per non aumentare il prezzo della Tari. Sarebbe veramente paradossale, sarebbe beffardo se noi, rispetto comunque a una percezione di pulizia che non è quella che nessuno di noi vorrebbe, andassimo anche ad aumentare la Tari. E quindi la Regione siciliana deve venirci incontro su questo. Abbiamo fatto fronte comune con tutti i sindaci della provincia, c'erano anche alcuni deputati regionali, perché c'erano l'onorevole D'Agostino, c'era l'onorevole Dedone che è presidente della commissione bilancio, poco fa, è venuto anche l'onorevole Falcone. Insomma, c'è molto interesse della politica catanese, perché vogliono supportarci in questa iniziativa, sapendo che oramai è diventato insostenibile il costo dei rifiuti. Questo è molto importante. Altrettanto importante è la mancanza, Sindaco, di un dormitorio pubblico per i senza tetto. Ho imparato una cosa che non conoscevo, si dice a bassa soglia, cioè qui le associazioni benemerite che si occupano delle persone più disagiate propongono la costruzione o comunque di trovare un edificio, un luogo che sia a bassa soglia. Vuol dire non che uno deve compilare i documenti, presentarsi, ma anche per una notte o due in cui si trova in difficoltà per motivi più vari, ci sia un luogo dove si possa dormire, naturalmente con le condizioni minime di igiene, di custodia, eccetera, per persone disagiate. È possibile arrivare a questo, Sindaco? Allora, se noi tarassimo il fabbisogno rispetto al numero dei senza fissa dimora che sono stati contati di concerto dall'amministrazione comunale dell'Università di Catania e che ammontano a 135, comprendiamo come già è una buona cosa il fatto che stiamo per firmare il contratto per l'allocazione di 30 di questi soggetti, di queste persone che hanno bisogno di riparo e che potremmo subito destinare appena appunto verrà firmato il contratto con chi si è aggiudicata la gara per gestire questo dormitorio. Ma questo è il dormitorio, quello diciamo classico dormitorio, non a bassa soglia? Non le so rispondere su questo. Sono impreparato, comunque, 30... sia a bassa soglia, ma credo comunque no, perché visto che ci sono delle associazioni presumo sia a bassa soglia. A bassa soglia. Sì. E comunque in ogni caso stiamo già progettando altri dormitori per i quali però è inutile che io dico saranno fatti domani, bisogna adesso individuare la fonte di finanziamento. Nel contempo stiamo anche verificando se uno degli immobili sottratti alla mafia che abbiamo noi riqualificato e che già sarebbe pronto lo possiamo destinare oppure no chiamiamolo albergo solidale, e quindi per consentire a queste persone più fragili di avere un tetto sopra la testa. E per fare questo dobbiamo prima verificare se questo immobile che abbiamo individuato non debba essere destinato a una direzione del comune. Sono cose che dovremo decidere nei prossimi giorni, ma ripeto, questo è già pronto, poi bisognerà fare solo la gara per l'affidamento a un'associazione che si occupi Quindi della gestione. Già individuato un'alternativa, sì. E questo sarebbe importante. Sì, perché oltre 30 a questo punto non so materialmente quanti ne verrebbero, ma credo che almeno altri 40-50 posti là si potrebbero immaginare, presumo, per la mia idea di immobile per come la conosco. Sindaco, lei nelle ultime ore, inutile dire, è stato protagonista di un post che ha avuto un grande successo. Sì, ma me ne sono pentito. Perché? Allora, spieghiamo agli ascoltatori che non avessero visto i nostri telegiornali. Il sindaco ha scritto un bigliettino su uno che aveva parcheggiato, sulla macchina di uno che aveva parcheggiato in terza fila, dicendo: ma come in terza fila per mettere la macchina all'ombra? E effettivamente, insomma, è una cosa un po'. Però si è pentito, perché?
Sì, perché alla fine inconsapevolmente ho fatto quello che contesto a molti altri di fare, cioè dire dare il pretesto per alimentare una campagna rancorosa nei confronti di chi dovrebbe rispettare le regole ma che neanche può essere esposto a pubblico ludibrio. È vero che non ho reso visibile la targa, però poi ho letto dei commenti un po' troppo veementi, quindi me ne sono pentito perché non bisogna fare così, nel senso che ho agito bene nella misura in cui ho visto questo qui, parcheggiato in terza fila, in viale 20 settembre, beatamente c'era un sacco di posti, però là c'era l'ombra che veniva dalle fronde dell'albero, sì. Ho scritto il biglietto, ho inserito il biglietto nel parabrezza, mi dovevo limitare a quello e non pubblicare il post. Non l'ho cancellato poi perché pensavo che fosse una pezza peggiore del buco. È successo non solo elementi negativi, quindi però... No, ma elementi negativi non nei miei confronti, nei confronti sì, certo. Però lei l'aveva coperta la targa, sì, assolutamente. Quindi, però dobbiamo cercare anche di dare una narrazione, come sempre dico, un po' più positiva, altrimenti se facciamo i fustigatori, e in questo caso è colpa mia, se faccio il fustigatore poi rischio di ingenerare un circuito che non comprende che solo una visione positiva può determinare il cambiamento. Se invece diamo la possibilità di individuare un bersaglio e nei confronti di questo bersaglio scagliare le nostre ire, automaticamente è come se noi autorizzassimo ciascuno di noi ad autoassolversi, perché dice: sto caricando su di lui, vuol dire che allora le mie responsabilità passano in secondo piano. Osservazione molto acuta. Grazie Sindaco. Facciamo una brevissima pausa, poi toccherà a voi. Qua vedete il numero di WhatsApp 342 74 55 005. Abbiamo già i primi commenti, naturalmente le prime domande, anche mail, quindi l'indirizzo ve lo ricordo, Sicilia24 con numero 24 Focus, tutto attaccato, poi la chiocciola, poi telecor.it, tutto minuscolo, dovete solo mettere 24 al numero. Allora, ci rivediamo fra pochissimo, state con noi e con il sindaco di Catania Trentino. Seconda parte dell'appuntamento con il sindaco di Catania Trentino. Adesso tocca a voi, cominciamo subito con una mail, sindaco. È Vincenzo Galvano che si firma e dice: buongiorno caro sindaco, si farà qualcosa per ripulire la città devastata ovunque dai graffiti e dai tag, cioè appunto dai disegni eccetera, che da decenni, dice, sia per gli edifici pubblici che costringono i condomini privati con abbonamenti, assicurazioni, insomma dice che questa roba qui dei graffiti, chiamiamola così per capirci, insieme alla spazzatura è la cosa che i turisti notano per prima. Mentre quella della spazzatura è una triste piaga meridionale, delle città meridionali, quella dei graffiti no, purtroppo è una condizione generalizzata in tutto il territorio nazionale. Della anche modernità. Sì, sì, nelle città d'arte. Poi mi rendo conto che il nostro teleascoltatore non si riferisce certamente alla street art, ma a quei graffiti che deturpano obiettivamente le facciate e che comunque mi pare che sia una riduzione, anche perché l'inasprimento delle pene per gli autori di questi imbrattamenti comunque forse ha costituito un elemento di dissuasione rispetto a una pratica certamente poco Ma c'è umana. Una idea, quello che suggerisce, che chiede questa... Allora, guardi, mi si era presentata un'azienda che ci aveva proposto un progetto molto interessante per una pulizia con, adesso non so bene tecnicamente, una lancia che era a basso costo e che quindi ci avrebbe potuto permettere di effettuare l'intero servizio. Poi ho capito che non era una cosa considerata finanziariamente sostenibile dall'azienda e quindi stiamo provando a capire quali possa essere la soluzione. Cioè perché più un prezzo minore? È sì, più che altro la questione è se noi possiamo intervenire con il lavaggio è un conto, se noi dobbiamo intervenire invece con la ripitturazione diventa ancora più problematico. Quindi non è facile. Vedremo. Però quello che non è facile, ma bisogna agire perché non si può lasciare così. Diciamo che diamo precedenza agli immobili ovviamente di arte, in vie d'arte, perché poi per quanto riguarda invece le facciate dei palazzi, altro non siamo noi a dover intervenire, sono i singoli condomini, è chiaro. Comunque, signor Galvano, bene ha fatto scrivere, il sindaco ha già risposto, vedremo prossimamente. Adesso toccherà invece ai WhatsApp. Il numero è 342 74 55 005. Buonasera signor Sindaco, vorrei capire il motivo delle lungaggini nella sistemazione della chiesetta
ormai diroccata, angolo tra via Curia e via Saffi, con un transennamento altamente pericoloso. A lei, sindaco. Via Curia, via Saffi. Chiedo scusa al nostro concittadino, non la sto individuando in questo momento. Quindi nemmeno io, per mi la devo verità. informare perché non riesco a ricordare, a capire quale sia. Lo segneremo sì, è successo, sì, come facciamo di solito agli ascoltatori. Anche lo perché sanno. ecco, è giusto che diciamo che tutti gli interventi che ci vengono sollecitati e che voi mi girate vengono sempre compiuti regolarmente. Sì, assolutamente è così e l'abbiamo già detto altre volte. E vorrei anche ricordare, mi perdoni direttore, Prego. che oltre che non vorrei che tempestassero la vostra redazione, c'è un ufficio redazioni con il pubblico, credo che sia urp@comune.catania.it, che riceve queste segnalazioni e noi cerchiamo di dare risposte. Naturalmente, ma noi siamo a disposizione. Il sindaco ogni volta, quando finisce il programma, poi prende nota, come ha appena detto. Si potrebbe realizzare un servizio comunale svuota cantine? Si eliminerebbero tantissime discariche, molto costose per essere bonificate, le discariche. Con gli oggetti ricavati si potrebbe anche finanziare questo servizio, rendendolo o a basso costo per le casse comunali. Questa è un'idea di questo ascoltatore. Sarà uno di quelli che, come mio padre si era appassionato a queste trasmissioni televisive in cui c'erano questi soggetti che poi, tipo Mercati delle Pulci, che vendevano interi stand, interi garage, anzi interi box all'interno dei quali stivavano roba e al buio stabilivano un prezzo, si andava all'asta e molti realizzano, quindi in via teorica non è un'idea balzana. Il fatto che lo possa fare il comune poi di vendere, questo non lo possiamo fare. Non so se è un servizio che si possa affidare a terzi, però il problema è che se lo affidiamo a terzi la preoccupazione è che tutto quanto quel che non piace poi lo vada a buttare comunque in discarica e non risolviamo il problema. La soluzione è immediata. Chi deve svuotare le cantine, a parte il fatto che si può rivolgere a soggetti autorizzati che devono poi portare il rapporto della discarica presso cui hanno conferito, ma c'è anche la possibilità di andare a conferire nei centri comunali di raccolta. Mi ha chiamato la settimana scorsa un docente universitario complimentandosi perché non era mai andato in un centro comunale di raccolta, ma quanto sono belli e quanto sono soprattutto comodi per eliminare la roba in più che uno ha a casa. Quindi noi dobbiamo pensare a quello che possiamo fare noi come cittadini. Nei momenti in cui non basta quello che facciamo noi si devono individuare altre soluzioni. Qual è il primo, sindaco? Aiutiamo a ricordare agli ascoltatori, c'è un numero di telefono, una mail, eccetera, per avvisare le strutture dove conferire, diciamo no, così. non c'è bisogno, uno ci può andare direttamente. Si si va direttamente. Sì, via Patanè, via Cairoli, viale Tirreno, c'è viale Biagio Pecorino, mi sta sfuggendo, c'è poi quella di Picanello, ma che comunque deve essere un poco sistemata, un po' più, perché è stata la prima a essere aperta, non è ancora così efficiente come le altre 4 che ho nominato, ne stiamo aprendo altre 2, una a San Cristoforo. Insomma, noi su questo stiamo provando a dare delle soluzioni rispetto allo scarico selvaggio di quel che uno dismette da casa. Dopodiché, se uno chiama li svuota cantine, intanto chiami soggetti autorizzati, garantendosi contrattualmente il fatto che loro conferiscano dove è giusto conferire, perché altrimenti non facciamo altro che agevolare questo circuito negativo che giustamente questo nostro teleascoltatore vorrebbe si eliminasse, individuando una soluzione che però dobbiamo capire se è percorribile concretamente. Vediamo ancora se c'è un messaggio. Sì, naturalmente. Buongiorno, rivolgo al sindaco la richiesta urgente di provvedere alla disinfestazione di via Duca degli Abruzzi, in quanto il caldo amplifica i maleodori causati da tappeti di escrementi sui marciapiedi. L'inciviltà dei catanesi, sostiene lui, è evidente. Chiedo un celere intervento. Io adesso girerò subito il messaggio, anzi chiedo poi alla redazione di fare la solita cortesia di darmi il telefono, darmi l'appunto in modo che lo giro subito all'assessore Pesce e interveniamo con tempestività. Però la cosa che più mi amareggia è la fine, la conclusione di questo nostro ascoltatore che mette in evidenza la causa di tutto questo, il fatto che la gente porta a passeggio i propri animali domestici, consente il rilascio di deiezioni senza mai provvedere alla pulizia. Come bisogna fare, sindaco? Ricordiamolo. Perché nel momento in cui c'è la deiezione fecale, chiamiamola così, si raccoglie
e poi si butta quindi negli uno deve appositi essere contenuti. È naturale. deve avere il suo strumento per farlo. Il suo sacchetto di plastica, oramai sono tutti quanti provvisti, è solo una questione di pigrizia. Se poi, visto che soprattutto che c'è caldo, anche quando i cani fanno pipì, si provvedesse con un poco di acqua e candeggine, deodorante e sapone a buttarla sopra questa... marciapiede, per esempio. Esatto, sarebbe ancora meglio. Quindi, perché vorrei che se qualcuno di questi che ha gli animali domestici e che abbiamo definito pigro ci ascolta, nel momento in cui io porto il mio cane a casa loro e questo cane si lasciasse andare dal rilascio di escrementi, non penso che sarebbe felice questa persona che se io rimango impassibile e me ne vado senza fare nulla. La stessa cosa è la strada. Giustissimo. Andiamo avanti, abbiamo tempo ancora? Sì, forse sì. Buongiorno, vorrei chiedere al sindaco se è previsto un piano per allargare i marciapiedi o crearli. Ne abbiamo parlato diverse volte. Questa volta relativamente, dice, negli incroci, fermate, bus, strisce pedonali, le famose orecchie. Con stima, grazie. Allora, io mi sono fatto realizzare un progetto di riqualificazione nell'intera rete di marciapiedi cittadina. Però. Parliamo di 22 milioni di euro. Caspita. Quindi adesso devo capire se riusciamo noi a introdurla in qualche linea di finanziamento. Sarà molto difficile pensare a poterlo fare tutto. Però quello dei marciapiedi è certamente una delle evidenze di maggior disturbo per tutti quanti noi. Non solo perché dal punto di vista anche estetico la maggior parte sono brutti, ma alcuni sono pericolosi. Se non sono pericolosi comunque non agevolano il percorso di passeggini o di carrozzine per persone con disabilità e nello stesso tempo molte volte sono anche scivolose perché laddove sono col basolato, ma come per esempio in via Vittorio Emanuele, ma il basolato non è, dico puntellato, non è questo il termine, si rischia anche di scivolare nel caso di pioggia. Non c'è dubbio. Quindi è una delle tante questioni che sono alla nostra attenzione. Purtroppo appartenendo al comparto manutenzione è quella che ci vede maggiormente esposti al rischio di inadempimento proprio perché là ci vogliono risorse di spese correnti che, come spesso dico, non abbiamo. Laddove i soldi, insomma. Esatto, laddove si tratta di interventi che noi possiamo compiere assieme a interventi più ampi, la provvediamo. Quindi... Bene, grazie. Siccome non ho altri strumenti, la regia mi dica a voce alta fino a quando posso andare avanti. Adesso vediamo. Un ultimo messaggio, grazie. Abbiamo chiuso, no? Questo qui. Egregio signor Sindaco, a Sannullo FCE, la ferrovia dismessa in superficie, cosa ne facciamo di questo ramo secco? E l'area è piena di vegetazione incolta. Ma l'abbiamo detto 2 settimane fa, l'area, il sedime della ex Circum Eternea sarà tutta interessata dalla realizzazione di una ciclabile che secondo me sarà bellissima e che porterà fino diciamo, al limite di piano tavola. E quindi pertanto il problema sarà risolto. È chiaro, non parlo di una settimana o 2 settimane, cioè deve essere progettata, le risorse però le abbiamo perché l'abbiamo prese con il FUA, quindi intanto abbiamo delle risorse finanziarie, stiamo facendo il progetto, dopo bisogna fare la gara, ci siamo già procurati l'uso del sedime da parte della FCE e del demanio, quindi è a nostra disposizione, adesso dobbiamo andare di conseguenza. Questo ascoltatore deve semplicemente pazientare e vedere che realizzeranno questa bellissima... Sì, è bella veramente. Complimenti. Grazie Sindaco per essere stato con noi, mercoledì ci sarà ancora le ferie? Farcela. No, ferie di Catania non può. C'è mercoledì? Sì. Ci siamo tutti, benissimo. Grazie a voi per averci seguito, i programmi proseguono, buon pomeriggio. Buon pomeriggio.